Se fosse stato un apparentamento formale e con tutti i crismi, la minoranza avrebbe avuto dei consiglieri in più. In più, 2 in più, Probabilmente certamente. lei sarebbe entrata in consiglio sì, comunale. sarei entrata in consiglio comunale. Penso, adesso io non me ne intendo di tutti i calcoli, però mi pare che sì, sarei entrata io, mi pare sarebbe entrato Antonio Falcone, così come anche il PD ha perso, cioè essendo entrati in più, no? Da una parte questo accordo ha penalizzato non soltanto il centrodestra, alcuni insomma, esponenti, ma anche la maggioranza, quindi bisognerebbe sentire anche gli altri due che sono stati esclusi dalla maggioranza da questo dato. È oggettivo ed è sulla bocca di tutti ed è rilevato da tutti che in realtà chi sta governando è Marchiol, quindi chapeau, perché il candidato che non è arrivato al ballottaggio vince e decide le linee programmatiche e l'unico programma che il Comune sta portando avanti è quello di Spazio Udine. Non sarà reato o non sarà reato, sia per quanto riguarda l'accordo con Marchiol che per quanto riguarda quello con Salmè, però voglio dire, possiamo dire che forse non sono state azioni opportune, soprattutto la nomina di Arriva, lo stesso centrosinistra ha avuto imbarazzo, cioè fin l'altro giorno svariati esponenti della maggioranza non riuscivano a pronunciare il nome di Salmè senza avere uno spasmo e adesso lo nominano addirittura presidente della commissione di statuto e la moglie in Arriva, cioè si vedeva l'imbarazzo, lo si vedeva, quindi questo mi pare che sia oggettivo. Poi alzo le mani, magistratura libera.